è la mia versione del mac and cheese alla napoletana. Maccheroni, ovvero candele spezzate, besciamella che si trasformerà magicamente con parmigiano, provolone del Monaco e tuorlo in una splendida mornay, ricotta, in questo caso di bufala, basilico, cigoli napoletani, sale, pepe, il latticello. Prepariamo il ripieno delle candele, mettiamo su 100 grammi di ricotta, una trentina di grammi di cigoli. Saluto gli amici della Masardona. Una leggera macinata di pepe, spezziamo un po' di basilico, regoliamo di sale. Mi raccomando, assaggiate sempre, perché la ricotta alcune aziende le fanno praticamente priva di sale, altre invece con un po' di sale all'interno. Mettiamo tutto in sacca a poche, caliamo la pasta, prendiamo quello che ci serve. Vi ricordate quella vecchia ricetta di besciamella? Aggiungiamo sulla besciamella calda 50 grammi di panna. Uniamo i formaggi, 25 grammi di provolone del Monaco e 25 grammi di parmigiano. Non portate a bollore perché sennò tende a strappare. Mornay pronta, regolata di sale e, se volete, una macinatina di pepe. Su questa dose circa un tuorlo d'uovo. Questo ci servirà per la gratinatura, per fare in modo che durante la cottura non scenda ma rimanga rigida. Le candele sono cotte, facciamo tutti la stessa misura, circa 10 cm. Imburriamo la placchetta dove andremo a gratinare. Adesso le riempiamo. Arriviamo fino a su. Adesso tocca alla mornay. Se volete raddoppiate. Questi in salamandra, ma se a casa ovviamente non avete una salamandra, forno altissimo col grillo acceso. Ecco il nostro gratin. Noi lo serviamo così, una leggera macinatina di pepe, qualche cimetta microscopica così di fiori e semi di basilico. A concludere, latticello leggermente addensato e salato, un goccino d'olio buono. Fate